Buon 25 aprile e buona festa della liberazione a tutti. Una festa sicuramente inedita, ma importante come non mai. Importante per il doveroso ricordo, per la memoria che dobbiamo a chi ha sacrificato la propria vita per liberare questi territori, l'Italia intera dal giogo nazifascista, dall'esercito alleato ai componenti dell'esercito di liberazione. Ma vicino alla memoria storica, vicino al ricordo delle battaglie, delle vittorie, anche della gioia della liberazione, mai come quest'anno io sono convinto sia fondamentale tenere centrale l'esempio delle tante donne, uomini, giovani che allora seppero fare una scelta. Non avevano minimamente gli strumenti che noi oggi abbiamo, non sapevano neanche se potevano mettere il pane sulla tavola, eppure abbandonarono le proprie ambizioni personali, abbandonarono spesso le proprie famiglie per un bene collettivo e per una sfida comunitaria più alta, per tratteggiare, per costruire un futuro per tutti noi, per dare e portare democrazia in Italia e in Europa. È un esempio di cui dobbiamo andare orgogliosi, che dobbiamo mantenere vivo, ma anche che ci riempie di una grandissima responsabilità, perché non possiamo mai dimenticare che allora la stragrande maggioranza dei cittadini italiani, anche europei, fu trascinata e si lasciò trascinare nel buco nero del nazifascismo. Non possiamo dimenticare le folle urlanti sotto i balconi mentre un folle promulgava le leggi razziali. Quei giovani ci hanno dimostrato che è fondamentale coniugare l'impegno individuale con l'interesse collettivo. Non ci si può sedere sulla sponda del fiume. Sta a tutti noi costruire un futuro migliore. Credo che questo sia l'esempio più fulgido e anche più importante e difficile da mantenere che ci lasciano. Ancor di più in un momento come questo, dove ognuno di noi deve fare la propria parte, credo che questo sia il doveroso esempio e la doverosa assunzione di responsabilità che dobbiamo ai tanti giovani e alle tante persone che hanno perso la vita per darci la libertà, la democrazia e la nostra Costituzione. Buon 25 aprile e buona festa di liberazione a tutti.